in Bari. I like Bari very much. Really. I have lots of friends in Bari. Indeed. Yeah, Nadir Salomon, you know, the singer Nadir Salomon, I did a research with him on the internet. Did you get the vaccine Of course, in yeah. Israel? In Yeah. Israel, we are very progressive. You agree? In Israel, now we have many millions of people already vaccinated, and basically our life is almost normal now. So Well, we're a few months ahead of everybody. I hope we. I'm sorry to say, but I'm really happy to see we also like Israel. But I hope by the summer we'll be okay yeah, we hope too. because I have many concerts in the summer in Italy. I hope they will exist. Who knows in these crazy times? God bless. God bless. Looking forward to see them in person. Yeah. Ciao, ciao, shalom, è un grande piacere essere con tutti voi. Tutto a posto, grazie. Ciao a tutti. Sì, io provo a parlare in italiano un po' e Giorgio aiuta me. Sì, sì, sì. Sì, sì, c'è problemi, il mio italiano è terribile. Allora, in Israele in questo momento forse è un po' meglio d'Italia. Noi siamo un paese piccolo, abbiamo molte gente vaccinato, come dice, vaccinati, sì. Noi siamo una popolazione di 9 milioni e in questo momento 6 milioni vaccinato. Poi la vita è quasi normale, quasi, non totalmente, ma noi abbiamo concerti, abbiamo tutto il teatro è aperti, non è possibile avere maximum capacità di persone in teatro, 60 70 ma e con maschere, ma è possibile avere la cultura, fare concerti. Ho fatto la settimana, come dice, last week. Ehm, ho La scorsa. la scorsa settimana ho fatto un concerto con la Filarmonica di Israele, in un bellissimo concerto e ieri sera ho fatto un concerto con il mio band. È bello ritornare e cantare in teatri per il popolo, ma io spero anche Italia in 2, 3 mesi, io spero.
serrà come Israele in questo modo. Speriamo veramente tantissimo. Allora, intanto ci sono già le prime domande da parte dei nostri telespettatori. Com'è nata la sua passione per il canto da parte di Francesco Donà? E ancora, Viviana, c'è un messaggio in particolare che la sua musica vuole trasmettere? Allora, ho iniziato a cantare come una bambina, 7, 8 anni, non solo cantare, anche scrivere la poesia e la musica. Ho studiato la musica, era veramente clear, che Sì. la musica, non non io ho scelto la musica, la musica scelto io. How do you say it? Music chose me, come dice. Fortunatissima, ed è stata un'ottima scelta. Sì, ho iniziato la mia carriera professionale dopo il mio servizio militare in Israele, I was 20 anni, che allora 31 anni della vita con la musica è un grande privilegio. Allora il messaggio, io trovo sempre fare le cose con profondità, che collegare il cuore e la testa. Il messaggio di pace, d'umanità, solidarietà. L'arte è molto importante per rompere le barriere tra la gente, tra le culture, tra la gente, tra la cultura, tra la religione. Ho avuto molte opportunità esprimere queste idee tra la musica, per esempio in concerti in Vaticano per Papa Francesco, Benedetto e per Giovanni Paolo II, tre papa. Io certo. sono israeliana, ebraica, ma con l'Ave Maria, che è il mio Ave Maria è una preghiera per la pace, separata dalla religione per tutte le persone. Questa è un'opportunità fantastica. Anche naturalmente la vita bella, questa canzone Beautiful That Way, forse è la cosa più famosa che ho fatto in Italia. In Italia, sì, conosciutissima e bellissima. Allora, ascolta, ci sono tantissime domande, se no i nostri telespettatori rimangono un po' delusi. Allora, c'è Claudia che ti chiede qual è il segreto per avere successo? E poi ancora Alessia Caputo, c'è un'esperienza particolare che ha contribuito ad avvicinarla al mondo della musica? E Simona Garofalo, Noa, provieni da un paese travagliato e complicato e ti batti da sempre per i diritti, perciò definita spesso la cantante della pace. Tu personalmente come ti definisci? Così? Definisci così la tua musica? Allora, cosa diciamo ai nostri amici? Well, I don't know if I remember all of those, non ricordo esattamente tutte le cose, ma non c'è un segreto per successo, non è un sistema, non c'è. Per me è una vita di dedicazione per la musica, di amore per la musica. Io lavoro duro per la musica con umiltà, senza ego, la cosa che è importante per me non è soldi e celebrità, no, è la qualità, la bellezza e la qualità della musica e esprimere qualcosa, il messaggio, questo è il più importante per me. Allora, l'altra domanda era, aspetta che la cerchiamo, c'è un'esperienza particolare, ancora Alessia dice, c'è un'esperienza particolare che ha contribuito ad avvicinarla al mondo della musica? Che cosa ti ha fatto avvicinare alla musica? No, è sempre, io sono nata con la musica. I was born with music, come dice. È la mia natura. Certo, era il tuo destino. Poi c'è ancora Chiara che ti chiede, ma lei ha un portafortuna che porta sempre con sé, magari prima del concerto? Ce l'hai o no? What is that, magari? No. Do you have a lucky charm that you bring with you maybe before a concert or before a big event? No. No. I have some habits that I do. For example, in the day of a concert, I don't eat. You know, maybe it's like the priests or the nuns or the monks. You know,
I come to the stage empty because the music fills me, must fill me. So I fast. It's almost like a religious thing. I don't eat. And I'm very serious about the music, you know. It's not a joke for me. I don't drink, I don't smoke, I don't do those things. I come very clean to the music. Vai Giorgio, traduci per i Allora, telespettatori. sì, no, lei dice che non ha un portafortuna specifico, ma che prima dei concerti, insomma, prima dei grandi eventi, lei tende a non mangiare quasi fosse una pratica religiosa, come se fosse una suora, un prete, proprio perché lei trova molto serio il mestiere della musica e ritiene che il fatto di andare vuota sul palco implichi un po' che la musica riempia lei, e quindi lei non mangia e poi in generale non fuma, non beve. Certo. E poi c'è Giovanni invece che ti chiede: che cosa ti ricordi di Pino Daniele? Tu hai lavorato con Pino Daniele, dice Giovanni, che cosa ti ricordi di questo musicista? Molto gentile, molto grande talento. Era un grande onore cantare con lui. Ma era una domanda prima della situazione in Israele, e come Sì, io infatti, che io non sono una sì, cantante sì, di pop. sì, Allora, sì. one of the most important events of my life was to sing in the peace rally where Yitzhak Rabin was murdered. Giorgio, you can translate? Sì. No, uno degli eventi più importanti della sua vita è quando ha cantato alla protesta per la morte di Akrab. No, e non è protesta per la morte, era una dimostrazione per la pace. Durante questo evento grande per la pace, È morto. Yitzhak Rabin was assassinated, era assassinato. Sì. Questo evento cambia la mia vita. Ho decidere in questo momento to raise my voice, dire qualcosa per la pace, anche also to pay a price for my opinions. I felt it was so important to say these things, to talk for peace, to raise my voice, even if some people don't like what I say. Is more important to say because I felt in my heart this is the right thing to do. And I have been doing this for 25 years now, since the murder, very consistently believing in peace and in human rights. Allora, ha detto che è molto importante per lei, ha sentito quasi la chiamata di dover alzare la voce, di dover esprimersi, di dover utilizzare il proprio mezzo appunto per parlare di pace e per appunto mandare messaggi universali di pace, e lo fa ormai dall'omicidio, quindi sono 25 anni ormai che lo fa, e non importa se a qualcuno non piace, è la strada giusta da prendere perché lei lo sente nel cuore proprio. Assolutamente, la sua musica. C'è una frase importante Sì. dire. It's in English we say the price of talking may be high, but the price of silence is much higher, and history has taught us that many times. Sì, lì appunto dice che il prezzo per parlare è alto, ma il prezzo di non parlare è ancora più alto, e la storia ce l'ha insegnato spesso. Certo, e a questo proposito c'è proprio Giampaolo De Benedictis che ci chiede: ti spendi tanto per la pace nel conflitto di Israele, in passato sei stata anche vittima di aggressioni. Hai mai paura che la tua esposizione mediatica possa metterti in pericolo? I'm not afraid of anything. I'm just not a person who is afraid. You know, I feel it is my mission to speak out for peace, and I will continue to do it so long as I have a voice. Sì, ha detto che non ha paura, ma non ha paura proprio perché è la sua missione, quindi lo farà finché potrà. Certo, hai un posto, poi c'è la nostra Simona che invece ci chiede: hai un rapporto molto stretto con l'Italia, qual è il posto a cui ti senti maggiormente legata in Italia? Difficile perché mi piace tutta l'Italia, veramente, molto posti.
Ho iniziato la mia carriera in italiano in la Sicilia. La Sicilia è molto vicina al mio cuore, in Catania. Catania Jazz era il primo posto con Pompeo Benincasa, che è il mio amico, il mio promoter da quasi 30 anni in Italia. La Sicilia è importante. Anche le isole di Sicilia, io amo molto, tutta la mia vacanza e ho fatto le isole Aeolian Islands, che io amo molto. Allora, Napoli, molto, molto importante per me. Ho fatto un disco completo di canzoni napolitane, Noapolis, con i Solis String Quartet, fantastiche quartetto d'archi, miei grandi amici, miei fratelli, e amo molto la canzone napoletana, eccezionale. Ehm, ma anche la Roma, Nicola Piovani, Roberto Benini, il Vaticano, molto teatri, molte esperienze. E anche il nord d'Italia è bello, bello, bello per me. Io amo molto le montagne, Dolomiti, tutte le regioni del nord. E Bari, la Puglia, Nabil Salame, grande musicista, Radio Dervish, il mio grande amico. Italia mi ha donato molto, molte opportunità per fare la musica, sentire vicino la popolo, la terra bella, la cultura, la lingua. Io sono, I'm so grateful. How do you say grateful? I don't know. Ma How do you siamo say noi che siamo grati, siamo noi, perché grateful? anche l'Italia ti ama veramente tantissimo. Si vede appunto da tutti i telespettatori, da tutte le domande. Però tu vorrei che adesso parlasti dell'ultima tua fatica musicale, quest'ultimo lavoro. Di che cosa tratta? The last album she's asking, Sì, Giorgio? sì, Yes. sì. Ok, il mio ultimo lavoro è, it's going to be released on April 30th. It's not yet out. It's a jazz album by the name of Afterology. Teresa, è pronunciazione perfetto, Afterology. Ology, sì. And, è un album è una corona album, album fatto qui nel mio studio. Io sono qui nel mio studio, nella mia casa. Gildor, solo Gildor e io abbiamo fatto questo album di standards di jazz. Jazz è importante per me, ho iniziato la mia carriera con jazz, in festivali di jazz, con repertorio di jazz, in una scuola di jazz. Ho studiato, Gildor era il mio maestro in questa scuola, e dopo continuiamo a essere partners. Allora finalmente abbiamo fatto questo album molto intimo, molto profondo. Io sono molto, I'm very proud of it. Prova? I'm proud of it. Sì, vai Giorgio. Sì, traduco solo la prima parte perché poi no, all'italiano lo sa parlare Sì, bene. certo. Allora, no, l'ultimo album, che si chiama Afterology, uscirà il 30 aprile, non è ancora uscito, ed è un album di standard jazz, e lei è molto, molto orgogliosa del risultato. Tutto il resto Certo, e poi c'è ancora Monica, la nostra amica Monica, che dice: cosa è cambiato nella tua musica dopo il Covid? Questa esperienza, come ha cambiato il tuo modo di creare? Durante il Covid ho fatto molte concerto da casa, da qui in questo studio. Era una grande esperienza, fatto questo live streaming concert, e forse la più importante era il primo che ho fatto per l'Italia, per Bergamo, per l'ospedale Giovanni Paolo II in Bergamo. In Bergamo la situazione era molto, molto difficile dall'inizio del pandemic. Era disperato. Ho fatto questo concerto per, how do you say, to raise money? Come dici Giorgio? To per raise, raccogliere denaro, sì. raccogliere soldi per il ospedale. E anche questo concerto era anche broadcast on Rai per milioni di italiane. Era un grande onore per me fatto questo. Dopo ho fatto con Gildor, con il nostro band, molti concerti in questo modo per ospitare in differenti posti in mondo, in differenti paesi, anche Israele, Spagna, Francia, eccetera, e anche per fare la musica. Era un modo fantastico, sta sempre vicino
dal pop in tutto il mondo, è qualcosa differente, un modo differente di fare la musica, era interessante e bello anche. E come ho parlato prima, abbiamo fatto durante Corona questo album, Afterology, semplicemente in modo intimo, qui in studio, solo chitarra e voce, con tempo, senza rush, senza pressure, come dice pressure Giorgio. Sì, sì, pressione, senza correre. Pressione, senza pressione, perché Corona, tutto il mondo stop, e possiamo fare solo le cose che noi vogliamo fare, con purità, puro, era un piacere. Ed è effettivamente così, sono veramente delle bellissime parole. Per concludere, che cosa consigli ai giovani che vogliono intraprendere questa professione? Che cosa bisogna fare oggi per fare musica? What was it, Giorgio, the question? She was asking about the youngers in the audience, Ah. what they have to do to make it in the music scene. Il mio opinione è la responsabilità della musicista è essere eccellente. L'altre cose, they happen. When you're great, you're noticed. You understand? In questo mondo è impossibile sapere che sarà. Noi abbiamo il social media, noi abbiamo tutte le mode differenti, ma la prima cosa è essere fantastico, fare musica fantastico, studiare l'istrumento, fare le cose da creatività, unica, innovazione. Questa è la nostra responsabilità, come non è pensare sempre che vuole ascoltare la gente, che è la cosa un po' popolare. No. Noi abbiamo il privilegio anche adesso, l'artista, pensare solo delle cose più interessanti, più originali, più bello che possiamo fare. And the rest will happen, or it won't. But you have no chance if you copy somebody else, in my opinion. Just say the last part. Sì. Certo. No, appunto, diceva che, Sì. che basta, l'importante è lanciarsi, succederà o non succederà, non si può sapere, però l'importante è non copiare nessuno e fare qualcosa di originale. Assolutamente. Allora ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi questo pomeriggio e consigliamo a tutti i telespettatori Afterology, la nuova fatica musicale di Noah, sicuramente da ascoltare, perché la sua musica è vita, la sua musica è pace, la sua musica è un messaggio veramente molto molto importante. Grazie mille Noah, bacioni, bacioni e ci vediamo Ciao, senz'altro in Italia. Ciao. In Italia, Ciao. magari ai prossimi tuoi concerti, quando tutto riprenderà come prima. Grazie mille, alla prossima, ciao! Arrivederci. Ciao. E noi proseguiamo con Paolo Vivaldi, un compositore, ma sicuramente lo conoscerete per le sue fatiche di musica da film. Ascoltiamo un po'. Ci sei Paolo? Eccolo lì che si sta prendendo postazione, un attimino. Mi senti Paolo? Microfono, mi dicono che devi attivare il microfono. Ecco, finché devi attivare il microfono. Eccolo, perfetto. Allora, innanzitutto benvenuto a Dietro le Quinte. Vogliamo parlare con te di musica a tutto tondo, soprattutto come si scrive musica per film, oggi come oggi. Qual è il segreto? Beh, insomma, diciamo non è che c'è proprio un segreto, è un po' varia da film a film e soprattutto da situazioni. Scusate un attimo, solo.
Ed ecco, io penso che sia veramente importante oggi avere la giusta creatività musicale per commentare quelle che sono le scene di un film. Figuriamoci dei film famosissimi quanto devono ad un'eccellente colonna sonora. Allora, stavi dicendo, Paolo? Ripeto, appunto, dipende da situazione a situazione, perché per esempio la colonna sonora di un film si scrive in maniera diversa rispetto a una serie televisiva e viceversa. Cioè, diciamo che nella mia carriera, avendo fatto entrambe, posso fare una differenziazione. Cioè, il cinema lavora molto più sulla qualità e diciamo anche meno brani da scrivere, mentre una serie televisiva richiede molto più lavoro, c'è tanta musica da commentare. Senti, che cosa ti ricordi di tutte le tue composizioni, di tutto il tuo modo di commentare storie, personaggi? Qual è che ti è rimasta più nel cuore? Che lavoro in particolar modo? Beh, innanzitutto una delle prime serie televisive che ho fatto, forse alla quale sono molto legato, è quella su Rino Gaetano con Claudio Santamaria, ed è una serie molto molto importante, perché insomma, a parte ha lanciato Claudio come attore, e poi la storia di Rino Gaetano è una storia molto molto importante, molto suggestiva. Certo, e intanto arrivano alcune domande da parte dei nostri telespettatori. Francesco Donà ti chiede qual è la sua più grande fonte di ispirazione, e ancora Claudia, il Covid ha inciso particolarmente sulla sua carriera? Certo, il Covid ha inciso, perché comunque il lavoro si è fermato per un buon periodo. Adesso sta riprendendo, grazie a Dio, e quindi insomma stiamo andando avanti, però ha inciso sicuramente per quanto riguarda tutto il live, tutti i concerti, ha fermato moltissimo il lavoro, purtroppo. Adesso pare che dal 26 riaprano un po' tutto, e questo A proposito di riaperture, ascolta, a proposito di riaperture, la nostra l'amica Simona dice: ha dei progetti particolari per quando riaprono tutte le attività per il futuro? Con che cosa partirai in particolar modo? Ma innanzitutto ho un concerto a Caltagirone, in Sicilia, dove farò il mio lavoro, che è il suono dell'immagine, che parte dai miei lavori televisivi fino ad arrivare al film di Caligari, Non essere cattivo, che è andato agli Oscar nel 2016, ed è un concerto che faccio con pianoforte, quintetto d'archi, un sassofonista e il mio collaboratore Alessandro Pastini. E abbiamo questa data a Caltagirone, e poi in realtà ho la direzione artistica di un bellissimo locale che si chiama Wood Natural Bar, che sta qui a Roma, che è praticamente un posto in un bosco vicino alla stazione di Roma Tiburtina. C'è un bosco dove dentro hanno allestito un bar all'aperto, dove vogliono fare una stagione di concerti, e mi hanno dato la direzione artistica di questa stagione, e prevedo di fare dalle 4 stagioni di Antonio Vivaldi a concerti di musica jazz, tra cui anche l'ultimo CD che ho fatto con il mio gruppo, che è il Cinematic Quartet, con Dario Rosciglione al contrabbasso, Certo. Videolotti al sax e Alessandro Massi alla batteria. Quindi diciamo è un bellissimo locale dove si può passare dalla musica jazz alla musica classica, ed è immerso in un bosco, e quindi abbiamo la possibilità di poter avere tutto il distanziamento sociale. Certo. Allora c'è il nostro amico Giovanni che ti chiedeva: ha fatto i film Madri e Vite da perdere, una cosa del genere? Ripassiamo di che cosa si tratta? Parlaci un po', di che cosa ricordi? Beh, Madri è uno dei primi lavori per la regia di Angelo Longoni, tratto dall'omonimo spettacolo teatrale. Vite a perdere era un lavoro di Paolo Bianchini, praticamente un antisignano della banda della Magliana, di questa storia, quindi sulla malavita di Roma di quel periodo, molto molto interessante.
quindi due lavori completamente diversi. Diversi. E poi c'è invece Carla che ti chiede qual è l'aspetto più bello del suo lavoro, e Viviana invece dice: credi nel valore della comunicazione empatica in ambito musicale? Interessante questa domanda, empatia e musica. Ma assolutamente sì, certo, ci mancherebbe altro. Infatti io penso che insomma, la mia insegnante di composizione diceva scrivi e ti dirò chi sei. Cioè, io penso che ogni autore riflette nella propria musica anche la propria personalità, anche, se vogliamo, la propria empatia verso il prossimo. E l'altra domanda era... L'altra domanda, qual è l'aspetto più bello del suo bello. lavoro? Ce ne saranno Bello. mille, un aspetto, qual è l'aspetto più bello che ti fa alzare ogni mattina e proseguire nelle tue creazioni? Ma in che senso? Perché, diciamo, allora, creazioni legate alle immagini è un lavoro su commissione, quindi devi avere una commissione, un film da commentare, eccetera. Mentre la composizione libera, come per esempio questi ultimi lavori che ho fatto adesso, questo disco che si intitola Refraction di solo piano e Drops per il catalogo Aulibus, che è un catalogo di musica classica. Quelle sono cose completamente diverse, insomma, ecco, lì c'è un aspetto creativo, se vogliamo, più libero e più emancipato rispetto a quello che è invece la commissione di una musica da film. Dove Certo, e quando ti commissionano qualche musica, come si fa a scegliere magari il film giusto, a capire che potrebbe venire qualcosa veramente di bello? Ma guarda, devo dirti, per esempio, ti porto ad esempio il caso del film di Caligari, Non essere cattivo. È un film che abbiamo fatto in una condizione veramente incredibile, in cui Claudio stava morendo con un tumore terminale, e quindi ha finito il film, ha fatto un primo montaggio largo e non l'ha visto finito, poi l'ha portato a termine Valerio Mastandrea il film. Ecco, lì in quel caso avevo già capito, già dai primi fotogrammi, quando cominciava ad arrivare il materiale dalla Moviola, avevo capito che si trattava veramente di un capolavoro quel film. Anche Certo. se non credevo avesse poi un eco così importante, perché comunque era una produzione piccola, non avevamo dietro nessuno, però insomma il film poi ha fatto una bellissima strada, molte candidature ai David, anche la mia, diciamo, sono stato candidato al David per quel film, quindi lo porto nel cuore, e quindi lì ho capito che era un bellissimo lavoro. Certo, poi Alessia invece ti chiede: ha mai avuto momenti di sconforto o ha mai pensato di intraprendere un altro percorso lavorativo e di vita? Ah beh, quello capirai. Cioè, insomma, sì, Capita. E poi anche Clad invece, qual è la cosa di cui è più fiero a livello professionale? Il riconoscimento di Ennio Morricone, che ho visto il 5 febbraio dell'anno scorso a casa, perché diciamo ho fatto la colonna sonora del film su Rita Levi Montalcini con la regia di Alberto Negrini, che doveva fare Morricone, ma Morricone, diciamo, vista l'età, aveva abdicato, aveva rinunciato a fare questo lavoro, e quindi poi una volta che sono stato scelto con Negrini siamo andati a trovare Morricone a casa, e lui mi ha, come dire, fatto un passaggio di testimone e mi ha riconosciuto con una dedica bellissima che ho incorniciato qui a casa, diciamo, con grande stima il mio valore. Ecco, per me questa forse è la soddisfazione più bella della vita. Senti, invece Giampaolo ci parla un po' del rapporto regista-compositore. Le è mai capitato nella sua carriera di non avere sintonia con alcuni registi nella realizzazione di un lavoro? In quel caso, come ci si comporta? Beh, sì, può capitare. Nel caso, come ci si comporta? L'importante è portare a termine il lavoro e finire il lavoro, cioè, nel senso, non c'è una regola fissa, dipende da caso a caso. Insomma, certo, è chiaro che insomma, quello che conta è portare a casa il lavoro, cioè fare il lavoro. Poi dopo, insomma, non è che con tutti i registi umanamente ci si riesce a trovare bene, insomma, capita, ecco.
ma come nella vita e tutte le cose, tutti i lavori. Ok, allora per concludere, che cosa consiglia ai giovani che vogliono intraprendere questa professione oggi? Che cosa bisogna fare? Va veramente armarsi di tanta pazienza, proprio, cioè, e soprattutto di tantissima passione. Questo è un lavoro che se non hai passione non riesci a fare, anche perché è talmente collegato alla casualità, perché è un lavoro dove tu puoi scrivere la colonna sonora più bella del mondo, ma se il film non lo vede nessuno, non succede nulla. Se invece magari tu scrivi una colonna sonora che tutto sommato non è un granché, ma il film ha un enorme successo, la colonna sonora, diciamo, cioè il film diventa un traino anche per il tuo lavoro e il tuo nome può cominciare a girare, a lavorare anche in altri progetti. Ci vuole molta, molta, molta passione. Io infatti insegno ai ragazzi, insegno qui al San Luis a Roma e anche alla scuola di Fiesole, che è una delle più prestigiose, e ho sempre detto ai ragazzi che ci vuole molta, molta passione, molta forza di volontà e molta determinazione, perché non è un lavoro facile e soprattutto ci vuole, come in tutti i lavori artistici, molta fortuna, capacità e fortuna. Certo, assolutamente. Allora, questi sono i consigli di Paolo Vivaldi per tutti i giovani artisti musicali che ci stanno seguendo e che dire, allora, in bocca al lupo per i tuoi prossimi progetti e speriamo senz'altro di riabbracciarci nelle platee di tutta Italia in un prossimo futuro, ma subitissimo. Speriamo che in estate tutto riparta veramente come una volta. Grazie mille. Vi aspetto al Wood Natural Bar, che è un posto veramente straordinario dove faremo dei concerti di livello. Certo, allora ci vediamo senz'altro tutti quanti lì. Grazie mille Paolo e arrivederci. Alla prossima. Ciao. 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 E noi proseguiamo con Greg che ci parlerà, vediamo un po', delle sue creazioni in questo periodo di pandemia. Che cosa è successo? Ciao Greg, come va? Mi senti? Microfono, attivare microfono. Mi dicono attivare microfono. Eccolo qua, perfetto. Ciao. Allora, ciao. Innanzitutto come stai? Purtroppo questo è un momento difficile per per il periodo dello spettacolo, per gli spettacoli dal vivo. Però come funziona? Per le persone come te molto creative, si approfitta per creare qualcosa per il futuro in questi periodi di stand-by? Eh sì, per forza, che la creatività è quella che non viene meno, mentre vengono meno tutte le altre cose, appunto perché il nostro lavoro è fatto anche è fatto molto di comunicazione, cioè quello che poi crei, hai l'esigenza di mostrarlo in pubblico per sapere qual è la reazione, se hai lavorato bene o meno. Però appunto è più di un anno che si sta fermi. No, la creatività non manca per fortuna, quindi sì, ne ho approfittato per mettere in cantiere una serie di cose quelle che vengono definite progettualità, che poi magari appunto avranno luce quando riapriranno le gabbie. Certo. Allora c'è subitissimo un telespettatore, il nostro Giovanni, che ti saluta e ti chiede: latte e i suoi derivati, che cosa ti ricordi, Greg, di questa cosa qua? E anche dice Gino Lomenammo, non capisco bene a che cosa si riferisce. E anche a Gino Lomenammo, spero che tornerete insieme con Lillo a fare spettacolo. Va bene, allora latte e i suoi derivati, di che cosa si tratta? No, non è passato remoto, è presente perché lo menamo alla Capitolina. Sì, una canzone dove si prendeva in giro le attività un po' bullesche di alcuni personaggi che insomma che picchiano senza motivi apparenti. Latte sui derivati è il veicolo con cui siamo usciti Lillo ed io nel 92, il nostro gruppo musicale di musica comica, che tuttora però è vivo, è vegeto. Ci lavoriamo poco spesso, nel senso che faremo 3 o 4 concerti l'anno, però proprio appunto in questo periodo di confinamento abbiamo iniziato la pre-produzione, insomma, quindi tutto fatto in casa di un eventuale, quello che speriamo
poi sfoci nel nuovo disco, il nostro quarto disco, quindi poi appena anche lì se ne avrà occasione andremo proprio a registrarlo in sala. Perfetto. E ancora la Simona ci chiede: fare teatro oggi ancora più difficile del solito? Com'è che ha reagito ai cambiamenti nel suo lavoro durante la pandemia? E ancora Alessia ti chiede: quando ha capito che avrebbe potuto conciliare la sua passione per la musica e la comicità? E ancora Monica ci dice: Greg nasce comico e diventa musicista o viceversa? Allora, allora, mettiamo un po' di ordine. Simona, sì. Fare teatro oggi è più difficile, dice. Come è cambiato il modo di fare teatro con tutta questa pandemia? Più che difficile è impossibile, perché è una di quelle cose che sono state, che hanno avuto maggior documento dalla pandemia, proprio perché non è stato saputo gestire dall'alto, perché appunto il mondo dello spettacolo è laddove si sono verificati, cioè verificato un solo contagio in tutta la pandemia nel mondo dello spettacolo, perché appunto a noi ci è capitato, io ho fatto 3 settimane una commedia a un teatro qui a Roma ad ottobre, e tutti quanti erano distanziati con le mascherine, è andato tutto quanto bene, quindi è una cosa che si può fare, solo che quindi adesso è impossibile farlo. Comunque sia, sarà difficile anche riprendere, perché comunque il teatro è una di quelle attività che in Italia, purtroppo, a dispetto di come vada negli altri paesi, è sudato sempre. Poca gente è appassionata. È già in Forse crisi, perché, certo, giustamente sì, dici tu, è già in crisi, figuriamoci adesso, cioè il teatro produce pochissimo PIL, certo. E poi c'era il rapporto tra comicità e musica. 2 nostre amiche ti chiedono come hai comunque conciliato queste passioni, sia la comicità e la musica, e soprattutto dice Monica, che cosa viene prima? Cioè Greg nasce comico e diventa musicista, oppure il contrario? È una bella domanda, perché non è semplice rispondere, perché in un certo senso io nasco parallelamente musicista e disegnatore, nel senso musicista per la grande passione, perché ho una passione da che mi ricordo di avere memoria. Mi ricordo appunto a 4-5 anni che comunque ero appassionato dei dischi di papà. Me la sono portata avanti, poi ho cominciato a disegnare proprio perché comunque nel DNA avevo già i prodromi del fumettista. Mio padre disegnava, dipingeva, quindi l'ho portato avanti. E l'umorismo, il fatto di avere dell'ironia, quello me ne sono accorto come arma difensiva già quando ero alle elementari, perché era il cosiddetto soggetto, oppure come si dice oggi nerd, quindi con gli occhiali, l'apparecchio, insomma, con dei gusti particolari, quindi ero abbastanza soggetto di vessazioni, e invece l'ironia creava dello sconcerto, mi faceva inquadrare in maniera differente, quindi l'ho coltivata. E ho cominciato appunto cominciato a lavorare nel mondo dei fumetti, ma io già nel 78 feci il mio primo concerto, poi negli anni 80 ho iniziato a lavorare nel mondo dei fumetti, che comunque erano fumetti ironici, anche le canzoni che scrivevano erano ironiche, e poi appunto si è affinata questa cosa poi appunto dall'Arte sui derivati in poi. Certo, e poi c'è ancora Giovanni che ti chiedeva che ricordo hai di Amanda Lear. Penso che si riferisse ad alcuni programmi. Che ricordo hai di questi programmi? Quello era un programma che si chiamava Cocktail d'amore, mi ricordo di una canzone che cantava Stefania Rotolo, mi sembra fosse lei, negli anni 80, presentato da Amanda Lear, quindi l'ho conosciuta lì. Era un programma di Marco Giusti, quindi un programma piuttosto particolare. Quelli che fa lui sono molto di nicchia. Il programma era interessante. Amanda Lear è un personaggio favoloso, una donna intelligentissima, ironica, acuta, salace, sardonica, di grande cultura, una mattatrice anche nata, quindi ne ho un piacevolissimo ricordo. Ok, allora rispondiamo ai nostri, ti leggo un po' di domande. C'è Monica che dice: c'è qualcosa di te che cambieresti, che scambieresti con Lillo? E Claudia: si è mai pentito delle sue scelte? E ancora Chiara: che cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? Allora, anche qua andiamo in ordine.
di Lillo, diciamo, cambierei no, scambierei, però mi piacerebbe assorbire un po' di questa sua capacità di essere, cioè io, se fosse per me, io mi rinnoverei ogni giorno, cioè una cosa che ho fatto oggi, domani non la farei più. Lui è il contrario, se vede che una cosa funziona, la procrastina nel tempo, quindi mi piacerebbe avere anch'io un po' di questa, non di questa urgenza per forza di cambiare, ma di godermi delle cose che abbiamo fatto e che magari sono andate bene. E anche questa sua, un po' di questa sua capacità di non essere così selettivo. Io sono delle volte proprio appunto molto tranciante nei confronti di programmi televisivi o film. Diciamo che qualcuno potrebbe anche dire che me la tiro, però in effetti io sono molto selettivo, faccio una cosa assolutamente se realmente mi piace, non per tornaconto economico. E ti sei mai pentito, dice Claudia? Claudia dice, ti sei mai pentito di qualcosa, di qualche scelta? Di qualcosa sì, una su tutte è di aver condotto i Davide di Donatello, perché è stata veramente un'esperienza infelice. Ci avevano promesso carta bianca nella conduzione, poi ce l'hanno negata e quindi è veramente una cosa di cui vergognarsi. E poi rispondiamo alla nostra Chiara che ci chiede che cosa consiglieresti ai giovani che vogliono intraprendere questa professione? I giovani del mondo o italiani? Beh, incominciamo con gli italiani. Gli italiani di studiare benissimo l'inglese e andarsene in un altro posto e iniziare la carriera lì, perché in Italia... Certo, la situazione è veramente molto ma molto complicata. E ancora Simona ti chiede, ti senti più a tuo agio ed identificato nel duo Lillo e Greg o come artista separato? E Claudia ci chiede, i social hanno un peso nella tua carriera? Belle domande tutte quante, Sono tutti i tuoi ascoltatori, tutti i tuoi ammiratori che quindi si sono collegati per sapere tutti questi segreti. Allora, incominciamo. Ti senti più a tuo agio e identificato nel duo oppure come artista singolo? E poi invece Claudia ti chiede sui social, che peso hanno i social nella tua carriera? Ma guarda, ovviamente quando lavori in coppia devi un po' mitigare delle cose, comunque devi gestire, bilanciare, quindi è ovvio che mi senta più a mio agio quando sto da solo, anche se poi io sono quello che scrive le cose, quindi quello che poi andiamo a rappresentare rappresenta bene anche quello che è quello che se non l'avrei scritto, insomma quello che è il mio pensiero, però è ovvio che da solo mi sento un po' più libero, questo credo che sia normale. Quindi sì, questo. L'altra domanda? L'altra dei social? Ah, social. No, non credo assolutamente, perché io ho una pagina su Facebook che però insomma ci metto quando faccio le date dei concerti miei. Quindi non hai un rapporto, diciamo così, esagerato, dipendente dal social. Vivi comunque la tua vita. Ci sono quelle persone che sono così attaccate e vivono più in rete che non la vita normale. Invece Greg no, preferisce live. Potrebbe essere pure però una scelta interessante, cioè può portare i suoi frutti, soltanto che invece bisognava anche avere il tempo necessario, eccetera. E poi c'è il nostro amico invece Giovanni che ti ascolta probabilmente in radio. Parliamo un po' di radio 601. Raccontaci un po' di questo 610, ho sbagliato. Raccontaci un po' di questo programma. Ma il programma così, è stato un programma fortunato come genesi, perché noi fummo contattati appunto 18-19 anni fa dall'allora capostruttura di Radio 2, perché eravamo stati consigliati dai figli. Lui, che erano nostri ammiratori, venne a vederci in uno spettacolo, gli piacque lo spettacolo, piacemmo noi e ci chiamò perché c'era una toppa da mettere il sabato e la domenica. Nella fase estiva c'era questo buco da riempire e ci chiese di inventarci un programma, e noi in effetti sempre lì andiamo a parare, cioè la nostra specialità è creare un varietà che però sia finto, cioè quindi con ospiti finti, e quindi abbiamo iniziato con 610, che all'inizio era un'agenzia
di spettacolo, e appunto lo slogan recitava sei uno zero, con noi sarai qualcuno, e quindi ci divertivamo a far venire tutti questi personaggi strampalati, sedicenti artisti, che ovviamente creavano delle parentesi comiche, e poi la trasmissione è andata bene, quindi l'abbiamo continuata da 18 anni a questa parte. Certo, un successo veramente consolidato, e per questo complimenti, perché non è semplice, bisogna creare delle cose originali ma con dei contenuti. E poi parliamo un po' di politica. Prima c'era una domanda di Giampaolo che ci chiede: la politica fa abbastanza per valorizzare il teatro oggi? Tu che ne pensi? Ma non credo proprio. Cioè, l'unica cosa che ho sentito ultimamente, che mi è sembrata una buona mossa, è quella di separare il Ministero della Cultura e dello Spettacolo da quello del Turismo, che per carità sono due, anche quello del Turismo va salvaguardato, però in effetti non vedo molte affinità tra i due ministeri. Ma no, non credo che non c'è assolutamente... non se ne fa nulla, ma sì, probabilmente perché appunto, a differenza della Francia, della Spagna, dell'Inghilterra, della Germania, dove il teatro viene fruito tanto e quindi crea si vede un appeal, oltre che PIL, per lo Stato, malgrado appunto ci siano tantissime persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, al di là degli artisti, cioè i tecnici è un mondo infinito che va anche dai parrucchieri ai truccatori, oltre i fonici, gli elettricisti, gli attrezzisti, i creatori delle scene, insomma, scenografi, oltretutto, sì. Certo, allora tantissime domande, ne prendiamo 3-4 giusto così a caso. Musica o cinema, ti chiede Floriana. Poi ancora Viviana, come è cambiato oggi il mondo della comicità? E Carla ti chiede: hai qualche sogno nel cassetto non ancora realizzato? Allora, la prima è musica o cinema, proprio non ci penso due volte, è musica, ma oltretutto poi c'è musica, teatro, fumetto, cioè il cinema è proprio l'ultima cosa, ma più che altro perché per me, per come la vedo adesso, è ancora troppo castrante, cioè, troppi paletti da rispettare. Cioè, troppi galli a cantare è sempre qualcosa che comunque deve essere venduta bene al botteghino, quindi devi scendere a tanti compromessi, non riesci mai a essere completamente te stesso quando realizzi un film, anche se poi ovviamente uno cerca sempre di fare un prodotto gradevole, interessante, di cui non pentirsi, però non rispecchia mai al 100% come potrebbe essere invece uno spettacolo teatrale dove siamo liberi, anche per quello lo produco io, quindi questo, musica comunque è la mia passione principale. E poi il sogno nel cassetto, tu ce l'hai adesso un sogno nel cassetto oppure no? Sì, il sogno nel cassetto è di poter... A me piacerebbe, adesso non so più se è ancora possibile perché è molto avanti con gli anni, mi piacerebbe realizzare un disco assieme a Brian Wilson, che fu il leader dei Beach Boys. Certo, bellissimo, e sarebbe bellissimo, guarda, sarebbe veramente un'operazione interessante. O se non con lui, con Stan Ridgway, che invece è un altro personaggio interessante che è iniziato alla fine degli anni 70, Wall of Voodoo. Senti, rispondiamo a Viviana velocemente. Come è cambiato oggi il mondo della comicità, secondo te? Si è involgarito molto. Si è involgarito molto, si è anche molto spersonalizzato, cioè è difficile trovare personaggi che abbiano un grande carattere, una grande personalità. Ancora si trovano delle cose buone, ma soprattutto all'estero, dove il surreale continua a tenere, insomma, abbastanza ad avere proseliti. Anche in America si trovano dei personaggi interessanti, ma nel Regno Unito ci sono tanti Eddie Izzard, ci sono insomma dei personaggi, James Acaster, personaggi interessanti. In Italia c'è anche qualche giovane, insomma, che si sta formando, lo Sgargabonzi, Valerio Lundini, Stefano Raponi, insomma, ci sono. Certo, allora grazie mille per essere stati con noi questo pomeriggio e averci parlato di spettacolo. L'appuntamento che puoi dare è senz'altro in radio, allora tutti collegati con 610. A che ora? Su Radio 2?
Il sabato mattina, la domenica mattina alle 10:30. Il sabato mattina e la domenica mattina alle 10:30, ma per il momento, perché poi ovviamente Greg ritornerà nei palcoscenici di tutta Italia. Che cosa riprenderete subito dopo questo lockdown, quindi appena i teatri riaprono? Beh, quest'estate appunto riprenderemo a fare con Lilo gli sketch, io riprenderò a fare i concerti. Chi vuole, collegandosi al sito Opera in Roma, il 30 aprile alle 20:30 farò il narratore nel melologo Pierino il Lupo di Prokofiev con l'orchestra dell'Opera in Roma. Quindi ci diamo appuntamento su Radio 2 il 30 aprile con quest'altra iniziativa, e poi senz'altro ci diamo appuntamento nei palchi di tutta Italia, sui palcoscenici di tutta Italia, per ammirarti con la tua frizzante comicità, ma soprattutto tanta buona musica. Grazie mille Greg, e Grazie alla prossima. Ciao. 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 E anche per questo pomeriggio è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima settimana.